Buongiorno a tutti, sono Massimino Crisci, assegnista di ricerca presso il Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e sono titolare di un assegno di ricerca all'interno del PRIN Livable avente ad oggetto l'indagine sull'intelligenza artificiale per un lavoro pubblico sostenibile. Un'indagine quindi che riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale quale driver di wellness per i dipendenti pubblici. All'interno del mio lavoro mi sono occupato dunque dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per cercare di verificare in che modo gli stessi possano essere un oggetto di miglioramento, uno strumento di miglioramento dell'attività lavorativa dei pubblici dipendenti. Ciò che è emerso e che è oggetto del presente video è fondamentalmente un risultato legato ad una necessità di rimeditare la figura del lavoro agile all'interno della pubblica amministrazione, proprio in ragione dell'implementazione degli strumenti di intelligenza artificiale. Da questo punto di vista, l'indagine deve partire necessariamente dai goal di riferimento in cui possiamo sussumere l'implementazione degli strumenti di intelligenza artificiale. I goal sono principalmente tre e sono, a mio avviso, collegati tra loro. Innanzitutto il goal principale è sicuramente il goal 8, legato al lavoro dignitoso e quindi all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale quale mezzi per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative in generale, soprattutto un superamento di un lavoro ripetitivo e rutinario che invece valorizzi le singole competenze dei lavoratori. Insieme a questo, unitamente a questo, di particolare importanza è il goal 4 e in particolare il punto 4.4 che mira a creare una istruzione di qualità che da questo punto di vista, sotto il profilo dell'intelligenza artificiale, permetta ai dipendenti di sviluppare le competenze tecniche minime per poter accedere proficuamente al mondo del lavoro ed ottenere un aumento delle opportunità occupazionali. Parimenti anche, a mio avviso, si può ricondurre all'utilizzo dell'intelligenza artificiale al goal 10, relativo alla riduzione delle disuguaglianze, atteso che attraverso l'implementazione di strumenti di intelligenza artificiale che, come vedremo, incidono anche sulla possibilità del lavoro agile, quindi del lavoro a distanza, possano ridurre le disuguaglianze anche in questo caso sotto il profilo della distanza geografica e quindi della distanza ambientale del lavoratore stesso. Il tema dell'intelligenza artificiale nel pubblico impiego ha un profilo piuttosto peculiare, in quanto abbiamo riscontrato, anche alla luce delle indagini più recenti, un doppio approccio rispetto al tema dell'intelligenza artificiale. Secondo un primo approccio, che è sicuramente estremamente positivo, si considera l'intelligenza artificiale come un'opportunità per aumentare produttività e migliorare i servizi. Sotto questo profilo, dunque, si parla di lavoro aumentato, cioè si parla della capacità di sinergia dell'intelligenza artificiale con l'intelligenza umana, tale da permettere un miglioramento e un più proficuo utilizzo delle capacità intellettuali dell'uomo. Rispetto a ciò, il tema occupazionale, quindi il rischio occupazionale che un po' si annida dietro l'idea dell'intelligenza artificiale, è un tema però che rimane sullo sfondo, atteso che si ritiene che il rischio occupazionale possa al massimo interessare le mansioni a maggiore routinarietà o quelle particolarmente ripetitive che di per sé possono essere proficuamente ed efficacemente svolte dalle macchine. Un secondo approccio invece si atteggia verso l'intelligenza artificiale ritenendo questa un possibile problema occupazionale grave che interesserà a breve tutte le mansioni, e questo sentimento nei confronti dell'intelligenza artificiale nasce anche dal fatto che negli ultimi anni abbiamo visto e abbiamo vissuto un sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale talmente veloce ed elevato da poter interessare ogni profilo dell'attività umana, o quantomeno si suppone ogni profilo dell'attività umana. Questo nasce dal fatto che questo atteggiamento nasce dal dato emerso a seguito di determinate ricerche, per cui ben il 57% dei dipendenti pubblici risulterebbe altamente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. Tuttavia va correttamente inteso cosa si intenda
per altamente esposto, in quanto l'esposizione non è necessariamente una sostituzione dell'intelligenza artificiale rispetto al dipendente pubblico umano, ma va considerata al contrario come la necessità che il soggetto interessato, e quindi il dipendente pubblico, possa e debba sviluppare delle competenze tali da dover necessariamente entrare in sinergia con l'intelligenza artificiale stessa. Pertanto, a mio personale avviso, l'approccio positivo nei confronti dell'intelligenza artificiale è sicuramente preferibile, purché si rispettino due presupposti di fondo. Uno è evitare che ci sia una deferenza fiduciaria nei confronti della macchina, il cosiddetto anchoring effect, per cui il dipendente si adagia sui risultati della macchina senza operare un'analisi critica dei risultati ottenuti, e soprattutto purché si eviti che il dipendente entri in competizione con la macchina temendo di dover essere più efficace e più efficiente della stessa, in una partita che sicuramente sotto il profilo della velocità sarebbe chiaramente persa dall'uomo. Sotto questo punto di vista, dunque, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno della pubblica amministrazione va rimeditato alla luce di una necessaria ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa, che non potrà più essere basata sul tempo, il quale sperimenta e manifesta un profilo che sicuramente, in cui è sicuramente vincitrice la macchina, ma va rimeditata alla luce dell'implementazione e dell'aumento delle attività creative dell'uomo, e questo anche grazie alla eliminazione di quelle attività rutinarie che invece potrebbero essere efficacemente affidate alla macchina stessa. Pertanto questa rimeditazione del modello organizzativo dovrà necessariamente passare attraverso l'introduzione di nuovi modelli di performance basati sugli obiettivi non più solamente quantitativi, ma soprattutto qualitativi, e anche di capacità relazionale del dipendente pubblico attraverso l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale anche con gli altri dipendenti, quindi evitare anche di creare attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale un sistema chiuso per singoli dipendenti che lavorino direttamente a stretto contatto con la macchina. Questo cambio di paradigma chiaramente passa inevitabilmente, soprattutto sotto il profilo della non configurazione di una deferenza fiduciaria, attraverso lo strumento della formazione del personale all'uso della intelligenza artificiale, formazione che si dovrebbe muovere secondo 5 pilastri. Uno, il primo pilastro fondamentale, che attiene anche al mondo della scuola, cioè lo sviluppo basilare delle competenze di base per l'utilizzo degli strumenti di digitalizzazione dell'intelligenza artificiale, e quindi colmare il gap con le generazioni native digitali e consentire a tutti di avere le basi minime per utilizzare tali strumenti. Un secondo pilastro, legato soprattutto alla formazione del personale ad oggi già presente nella pubblica amministrazione, attraverso la formazione, corsi di formazione per il reskilling o l'upskilling delle risorse stesse, il miglioramento delle offerte lavorative per colmare il gap con l'ambito privato, in cui chiaramente l'intelligenza artificiale ancora oggi ha sicuramente un appeal maggiore, quindi cercare di attrarre all'interno del pubblico dei talenti che abbiano queste competenze così elevate rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Allo stesso modo, specularmente investire sulla ricerca per migliorare gli strumenti dell'intelligenza artificiale da utilizzare per gli interessi pubblici. E infine il quinto pilastro, proprio per la peculiare funzione che devono perseguire i pubblici dipendenti, quindi la cura dell'interesse pubblico, una formazione etica particolarmente forte e solida in materia di utilizzo degli algoritmi. Pertanto il cambio di paradigma all'interno della pubblica amministrazione deve passare dal superamento del concetto di controllo sulla presenza in loco dei dipendenti per il tempo dell'orario lavorativo, a vantaggio di un'amministrazione per obiettivi, in cui venga premiato e privilegiato non tanto la presenza presso la sede del dipendente, ma gli obiettivi che lo stesso riesce a raggiungere. Obiettivi, come abbiamo detto, non solo quantitativi, ma soprattutto di tipo
qualitativo. Dunque, questo sistema va verso un rafforzamento della flessibilità oraria e della flessibilità organizzativa, oltre che geografico-ambientale, e sicuramente passa attraverso il rafforzamento dello strumento del lavoro agile, che diventa un'occasione in più per sfruttare appieno il potenziale dell'intelligenza artificiale. Ciò, d'altronde, tale flessibilità, tale potenziale è rafforzato anche dal fatto che attraverso l'intelligenza artificiale si otterrebbe l'eliminazione, come abbiamo detto, di tutte quelle attività rutinarie che di per sé maggiormente si legano alla presenza in loco del dipendente e che potrebbero essere efficacemente affidate agli strumenti di intelligenza artificiale. Totalmente, tout court. Ciò che cosa consentirebbe? Consentirebbe dunque al dipendente un effetto legato alla possibilità di svolgere il proprio lavoro con un migliore work-life balance, di svolgere le proprie attività presso il proprio domicilio o comunque senza un luogo di lavoro ben determinato, garantendo dunque una maggiore facilità nel gestire anche i propri impegni personali, soprattutto anche al di fuori dell'orario di lavoro, allo stesso tempo creando un rapporto di maggiore fiducia tra la pubblica amministrazione e il dipendente, in una sinergia sicuramente più efficace in cui il dipendente si possa sentire anche compreso per quanto riguarda le proprie esigenze personali. Chiaramente un tale sistema deve essere rimeditato, un sistema di lavoro agile in questo senso deve essere rimeditato proprio alla luce di un nuovo concetto rafforzato di lavoro agile che dovrà confluire inevitabilmente nel POLA, nel piano organizzativo del lavoro agile, secondo il principio del Agile Working in Agile Organization, e secondo dunque la logica del far but close, quindi del lontano ma vicino. D'altronde l'effetto che si potrebbe avere anche sotto il profilo geografico è proprio quello di permettere, con l'implementazione di un lavoro agile, anche la possibilità di acquisire talenti che magari abbiano una difficoltà logistica a presenziare nell'amministrazione di riferimento, e attraverso questo sistema comunque flessibile comunque permettere all'amministrazione in ogni caso di usufruire di tali competenze e di tali talenti. Ovviamente il POLA, che oggi è confluito all'interno del PIAO, il piano integrato di attività e organizzazione, andrà ad ogni modo a sua volta integrato unitamente ai profili della formazione, come abbiamo innanzi visto, e anche alla rimeditazione del concetto di performance, che, come detto, dovrà valorizzare maggiormente modelli di obiettivi qualitativi, proprio al fine di consegnare al dipendente pubblico un nuovo modo di lavorare che valorizzi di più la qualità e l'apporto personale che il dipendente è in grado di dare, proprio sfruttando, secondo questo modello di lavoro aumentato, gli strumenti di intelligenza artificiale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento.